ha fatto all'inizio riguardo all'opinione che molti lavoratori hanno in questa fase qua della previdenza complementare la trovo particolarmente adatta al periodo che stiamo attraversando e si lega in modo stretto proprio alla caratteristica che contraddistingue Solidarietà Veneto da sempre, ovvero la territorialità. Anche quest'anno Solidarietà Veneto chiuderà probabilmente con 1 migliaio, forse oltre, di assemblee svolte nelle aziende che ancora danno lavoro qui nella nostra area del Veneto. I lavoratori, sapete cosa ci dicono? Non ci dicono che bello, ci sono gli sconti fiscali, ci sono i contributi per la previdenza complementare, ci dicono non lo so se a 50 anni lavorerò ancora. E temono che la previdenza complementare possa essere un sogno che non si realizzerà neppure. Quando prima abbiamo parlato di accorciamento dell'età pensionabile, dell'aspettativa di vita, ci sembrava quasi fino a qualche tempo fa una eresia, un tabù neppure da toccare, ma se noi partiamo nell'analisi delle cose dal basso, no? Non top down, ma viceversa, andando nelle aziende, parlando con le persone ti dicono prima queste cose qua. E per la prima volta ho sentito prima infrangere il tabù di un potenziale ritorno indietro, ritorno al passato anche qui da noi nel ricco nord-est. Ecco, la territorialità significa capire questo messaggio, percepire questo messaggio dai lavoratori, ce lo passano continuamente e spesse volte perdono anche il filo del discorso relativamente al tema della previdenza complementare. Tant'è vero che noi registriamo quest'anno una quantità molto elevata di richieste di liquidazione, di anticipazione, perché il pensiero è nell'immediato, prima ancora che sul futuro. Ecco, stare vicino ai lavoratori e capire questo aspetto ci fa anche tradurre in territorialità il tema degli investimenti. In che modo? 12 milioni di euro di liquidazioni sono ritornate al territorio del Veneto in questi primi mesi dell'anno. Non solo, i lavoratori ci dicono quando avrò 50 anni perderò il lavoro, come farò a contribuire per la parte finale della mia carriera lavorativa, visto che magari dovrò accontentarmi di uno stipendio più basso oppure sarò proprio a casa dal lavoro e l'età pensionabile si è allungata. Ecco che si è aperto in Solidarietà Veneto su questo tema un profondo dibattito che affianca la previdenza complementare alla questione delle coperture accessorie, delle coperture sanitarie e qui mi ritrovo in pieno rispetto alla necessità di interazione tra diversi sistemi che è stata evidenziata nell'intervento precedente a questa tavola rotonda, perché non si può pensare di viaggiare su binari separati, ognuno ragionando secondo la propria finalità e dimenticando che ci sono delle esigenze che vanno risolte probabilmente assieme. Questa è la territorialità vista da una delle due gambe che sostengono il fondo pensione bilaterale, quella dei lavoratori. Dopodiché c'è l'altra gamba, perché un fondo bilaterale è fatto di aziende e di lavoratori. Le aziende cosa ci dicono? Ci dicono che, e questo l'abbiamo sentito dire anche noi, sembra ci sia un problema di liquidità in giro. Sì, allora, come provare a risolvere il problema della carenza di liquidità? Di nuovo partendo, a nostro parere, da un approccio che viene dal basso. Allora, Pensman ci ha dato una breve illustrazione, da tempo anche discutiamo con il gestore diciamo, della regione nostra vicina di casa su questa tematica. Allora, solo chi conosce veramente da vicino il tessuto imprenditoriale, il sistema finanziario, è in grado di costruire delle soluzioni e soprattutto di mettere in contatto le diverse entità che hanno un ruolo nelle varie zone, ovvero i rappresentanti degli imprenditori, i rappresentanti del lavoro e il sistema finanziario. Quindi sono sicuramente più avvantaggiate nel processo di costruzione del percorso degli investimenti territoriali quelle aree che possono contare su dei partner finanziari che, diversamente dalla grossa banca d'affari, fanno il loro mestiere partendo dal basso, che sono appoggiate da vicino al territorio. Qui ne abbiamo un esempio abbastanza concreto, diciamo. Ecco, ci siamo mossi in questa direzione anche noi, quindi abbiamo cercato di realizzare il principio della territorialità anche rispetto al tema delle aziende, anche rispetto alla questione degli investimenti, dunque territoriali.
Noi cade piuttosto in un momento curioso questo incontro di Venezia, perché proprio lunedì abbiamo avuto le audizioni per la gara di selezione di un gestore a cui affidare una piccola quota del nostro patrimonio, 5% del nostro patrimonio, relativamente agli investimenti territoriali. Abbiamo avuto delle offerte interessanti, il percorso non è chiuso perché dobbiamo ancora deliberare, quindi non possiamo, come speravo, dare in anteprima europea, direi, il risultato di questa importante selezione, però abbiamo compreso, ben compreso, che l'obiettivo è vicino e ci sono dei partner che hanno tutti i mezzi per poter realizzare quella che è una delle idee dei nostri precursori che 20 anni fa hanno dato vita a Fondo Solidarietà Talento, un po' come succede, credo già, anche in Alto Adige con il fondo, in Alto Adige con il fondo pensione Labor Funds, no? Ecco, quindi diciamo, siamo direi a una svolta che ci permette di guardare con fiducia anche rispetto a questo tema in avanti per i prossimi anni.